Sì, è nata questa richiesta dall'assemblea che si è svolta il giorno 20 presso il municipio di Pieve di Soligo con naturalmente la rielezione delle cariche del GAL. È nata l'esigenza di rappresentare meglio il territorio e nuove persone che rappresentano anche categorie diverse, per cui abbiamo accolto volentieri in base allo statuto questa disponibilità di aumentare di 2 membri, siamo passati da 5 a 7. All'interno di questo nuovo CDA abbiamo questi rappresentanti nuovi, uno riguarda il rappresentante di Confagricoltura, l'altro riguarda un rappresentante di Coldiretti, mentre abbiamo quelli che erano prima naturalmente, il rappresentante che riguarda Banca della Marca, una rappresentante della provincia di Treviso e un rappresentante, che anche questa è una novità, del consorzio delle Proloco del quartiere del Piave. Tutto questo mi sembra che rappresenti all'interno del territorio 22 GAL un'ampia gamma di associazioni e quindi abbiamo completato così questa esigenza innovativa. Sono tra l'altro giovani, quindi sono giovani che rappresentano anche la voglia del fare diversa, molto più improntati ad anche innovare e creare nuove opportunità, e questo è il servizio sul quale noi ci mettiamo al lavoro come già stamattina. L'idea è quella di creare ancora più sinergie a livello territoriale per creare più bisogni di conoscenza delle attività che svolgiamo e quindi disponibilità e opportunità per tutto il territorio. Prima dell'insediamento del CDA si è tenuto un workshop per presentare il nuovo bando del GAL relativo alle comunità del cibo e della biodiversità. Ha avuto molto interesse, è una novità per il nostro territorio, puntiamo a mettere in piedi più comunità del cibo, perché il massimo può essere di 90.000 euro di contributo, il bando ha una disponibilità di 245.000 euro, abbiamo dal territorio già interesse per 3 comunità del cibo, perché il nostro è un territorio che sui prodotti tipici ha una grandissima ricchezza e abbondanza. La logica della comunità del cibo è mettere insieme mondi diversi, gli agricoltori custodi, i ristoratori, le scuole, i comuni, per collaborare insieme e valorizzare il cibo della comunità. Sono entusiasta della mia riconferma e io vengo dal territorio del Grappa, i 5 comuni che rappresento, e veramente perché c'è bisogno di incrementare e sviluppare questo territorio è mia intenzione riconfermare il mio impegno per il sostegno dei comuni, delle attività agricole, di quella parte di turismo che ci è concesso e di tutta la parte pubblica e fondazioni e associazioni. Io sono in rappresentanza del mondo agricolo per tutte quelle attività che nel campo del GAL danno le produzioni e sono alla base di quello che il GAL si prefigge di fare nei prossimi anni. Spero di poter portare anche con la mia giovane età l'esperienza che ho avuto in passato anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, di poterla riportare qui, e anche quella che sto avendo all'interno dell'azienda familiare che abbiamo, sempre in ambito agricolo, quindi di portare queste conoscenze anche all'interno del GAL.